La prima uscita confronto tra i tre candidati sindaco per Bassano è avvenuta allo Stadio Mercante, ospiti del neopromosso FC Bassano 1903. È stata in effetti la prima volta in cui i tre aspiranti primi cittadini hanno potuto confrontarsi con un pubblico di un centinaio di persone. In primo piano lo sport, ovviamente, ma non sono mancati anche i cenni più generali ai rispettivi programmi. Angelo Vernillo, l'assessore uscente alla sicurezza per il centro-sinistra, la leghista Elena Pavan, avvocato per il centrodestra, e Bruno Trevisan, già pilota dell'aviazione dell'esercito per il Movimento 5 Stelle. Le domande non erano a sorpresa, ma già scritte, e i singoli candidati sono apparsi tutti pacati, molto ragionevoli e sostanzialmente in linea con le aspettative, con Vernillo nel ruolo del difensore del lavoro fatto, mentre gli altri due candidati non si sono sperticati in promesse irrealizzabili, e questo è già comunque un buon punto di partenza. Per i confronti veri, quelli senza domande scritte e all'ultimo metaforico sangue, aspettiamo altre occasioni.